Ciao tifosi napoletani! Benvenuti a un altro aggiornamento esclusivo sul nostro canale. La nostra squadra è sempre alla ricerca di migliorarsi per portare i migliori risultati, quindi non dimenticate di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Oggi parliamo di un giovane talento che potrebbe fare la differenza, Vitor Roque. Vitor Roque, attaccante brasiliano nato nel 2005. È arrivato al Barcellona lo scorso anno dall'Atlético Paranaense per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Questo giovane prodigio è ora tra i nomi legati al Napoli di Antonio Conte, ma c'è anche un'altra squadra italiana interessata, la Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la Fiorentina sta insistendo per Vitor Roque. Tuttavia, l'operazione si concretizzerà solo se il Barcellona sarà disposto a cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Al momento, i Blaugrana preferiscono una vendita definitiva, ma la Fiorentina sta lavorando sulla formula per trovare un accordo vantaggioso. Per il Napoli, Vitor Roque rappresenterebbe un rinforzo importante in attacco. La sua giovane età e il suo talento naturale lo rendono una prospettiva molto interessante per il futuro della nostra squadra. Inoltre, come centravanti, un'altra opzione potrebbe essere Moise Kean, che rappresenta un'opportunità sul mercato. Tifosi, cosa ne pensate di Vitor Roque? Pensate che sia il giocatore giusto per rafforzare il nostro attacco? E che dire di Moise Kean? Lasciate i vostri commenti qui sotto e discutiamo insieme di queste possibili acquisizioni. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato Napoli. Alla prossima e forza Napoli sempre!